I paesi dell'Europa centrale e balcanica rispondono alla crisi dei profughi blindando le frontiere. Il partito di Kaczynski inasprisce la svolta autoritaria in Polonia, imbarazzando l'Europa. Aumentano i pensionati italiani che decidono di trasferirsi in Albania. In Montenegro la stampa indipendente è l'unico argine al malaffare della politica. La Cineteca del Friuli, un archivio che conserva la memoria cinematografica della Grande Guerra. La pressione dei profughi, persone che scappano dalle guerre in Levante o dalla miseria africana, sta evidenziando la precarietà del progetto di unificazione europea. La vecchia Europa accusa gli stati dell'Est di egoismo, nel contempo però non fa niente per aiutare la Grecia, dove in questo momento si trovano almeno 30.000 profughi, mentre l'aiuto alla Macedonia, uno degli stati più poveri del continente, si limita alla fornitura di filo spinato. Gli stati dell'Europa orientale, dal Baltico all'Adriatico, non accettano di ospitare profughi e tutti vogliono chiudere le frontiere. Laris Geiser, presidente del Movimento Paneuropeo della Slovenia e analista di geopolitica, rileva come la storia di questi paesi si sia sviluppata in ambiti multinazionali, l'impero asburgico, l'Unione Sovietica o la Cecoslovacchia e la Jugoslavia, un'esperienza storica che condiziona le azioni delle classi dirigenti nell'Europa centrale e orientale. Stiamo parlando di stati medio-piccoli che hanno vissuto sempre all'interno di uno stato multinazionale, multietnico, ben più grande, che ha saputo coordinarli, quindi un'Austria-Ungheria. La Slovenia e la Croazia hanno solo 20-25 anni di età, pertanto non possono essere paragonate a una capacità politica e di gestione delle crisi tecnica e logistica come può averla un'Italia o una Francia. In tutti i paesi della Mitteleuropa il dibattito politico è condizionato da forti movimenti nazionalisti. Nazionalismo che non è monopolio solo delle destre, ma a cui si sono adeguati anche i partiti della sinistra. In Slovenia il Partito Democratico, che in Europa è parte dello schieramento popolare, ha organizzato manifestazioni contro i profughi, aizzando la paura delle persone nei confronti degli immigrati. Stuprano, uccidono, rubano. Guardate cosa è successo a Colonia. Paure difficili da governare. A Lubiana il premier sloveno Miro Cerar in Parlamento ha invitato l'opposizione di centrodestra a non sfruttare la paura per coltivare l'odio. Cerar però ha eretto lungo il confine con la Croazia una barriera di filo spinato. Purtroppo sì, è vero, lo sapevamo già all'inizio della crisi che la crisi migratoria avrebbe dato adito a nazionalismi o comunque a lotte di potere interne negli stati. Come risolverlo? Con una cultura politica ovviamente che deve ancora avvenire in questi piccoli paesi e comunque con una gestione coordinata a livello comunitario della crisi, perché se la risposta è comunque univoca, certa, con leggi certe, con direttive certe, nessuno può sfruttare a livello locale questi momenti problematici. Ci sono soluzioni? La soluzione definitiva è quella che era già all'inizio, bisogna avere una guardia di confrontiera assolutamente comune, una guardia costiera comune, un maggiore coordinamento dell'intelligence sotto il centro intelligence che già esiste, che è parte dell'alto rappresentante per la politica estera, quindi la signora Mogherini, e ovviamente dell'Europol. Una volta che abbiamo anche una politica di asilo comune, nessuno può più sfruttare queste situazioni a proprio favore o sfavore. E mentre la politica europea latita, il sindacato dei poliziotti tedeschi ha proposto l'introduzione di un passaporto speciale per i profughi. I tedeschi si ricordano ancora che nel dopoguerra milioni di loro concittadini, esuli dall'Europa orientale, avevano uno speciale passaporto rilasciato dalla Croce Rossa Internazionale. Un passaporto che garantiva diritti ai profughi e sicurezza ai cittadini, un documento che oggi potrebbe essere rilasciato dall'Unione Europea. Le proteste durano dal novembre scorso, dopo che il partito Diritto e Giustizia ha conquistato alle elezioni la maggioranza dei seggi al Parlamento polacco. Un partito considerato nazionalista, anti-europeo, pericoloso per la democrazia. Obronimy demokrację! Obronimy democrazję! Un'esagerazione, commenta il professor Machelski,
studioso dei sistemi politici comparati. Non mi pare si possa etichettare il partito Diritto e Giustizia in questo modo. Lo definirei semplicemente un partito di centrodestra. Poi ci sono altri partiti minori che effettivamente appartengono alla destra conservatrice, ma sostenere che Diritto e Giustizia sia un partito della destra nazionalista non corrisponde ai fatti. Jarosław Kaczyński, ex primo ministro della Polonia e attuale presidente del partito Diritto e Giustizia. L'alfiere del nazionalismo e dell'egoismo polacco, ritengono molti. Ispiratore della linea dura sui migranti. E sì che molti polacchi cercano lavoro all'estero. To nie jest zupełnie porównywalna sytuacja, bo Polacy przemieszczali się. Non si possono mettere questi due fenomeni sullo stesso piano. È vero che molti polacchi emigrano in altri paesi, ma lo hanno fatto e lo fanno all'interno del quadro europeo e degli accordi di Schengen che ci danno questo diritto. Le migrazioni di oggi invece minacciano di destabilizzare l'intero sistema e di aumentare le tensioni sociali. Które mogą destabilizować system, także to są dwa różne, nieporównywalne zjawiska. I manifestanti sfilano con bandiere polacche ed europee. Temono l'isolamento del loro paese. All'inizio di gennaio la commissione presieduta da Juncker ha avviato una procedura di infrazione contro la Polonia. Dopo la riforma della Corte Costituzionale e della TV pubblica, è ancora uno Stato di diritto? Dubbio pesante, ma da respingere a parere del professor Machelski. Przede wszystkim ja nie wiem, czy ta procedura, która jest rozpoczęta. Diciamo che ci possono essere dubbi sulla democraticità della procedura di infrazione. A sostenerla sulla base di informazioni non sempre esatte sono burocrati e funzionari non eletti ma nominati. Ci si può chiedere se sono legittimati a giudicare le decisioni di un governo eletto in un paese sovrano. Suwerenne państwo zgodnie z regułami demokratycznymi. Beata Szydło e il suo governo aspettano le conclusioni dell'indagine annunciate entro marzo. Una rottura tra Bruxelles e Varsavia è però improbabile. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i zamierza w niej pozostać. Su questo non ci sono dubbi. La Polonia è a tutti gli effetti membro dell'Unione. La procedura di infrazione è prevista e dobbiamo accettarla senza offenderci e sostenendo le nostre ragioni. Wcale nie obraża się na instytucje Unii Europejskiej. Tra poco ricorre la Festa della Donna, un'occasione per riflettere sulla posizione delle donne in politica nei paesi dell'Europa orientale. Abbiamo confrontato le percentuali di donne elette nei parlamenti nazionali. Ricordiamo che da noi in Italia le donne in Senato sono il 28% di tutti gli eletti, mentre nella Camera dei Deputati la percentuale sale al 31%. In Slovenia e in Serbia la percentuale di donne parlamentari è superiore alla media italiana, rispettivamente con il 37% e il 34%. In Austria le donne in Parlamento sono il 30%, in Croazia il 25%, in Repubblica Ceca il 20%, in Slovacchia e Lituania il 18%. Le donne sono decisamente sottorappresentate in Russia e Romania con il 13%, in Ucraina con il 12% e soprattutto in Ungheria con solo il 10%. Donne sono state elette capo dello Stato in Croazia e Lituania, in Polonia una donna è premier, mentre in Albania, Montenegro e Slovenia i dicasteri della difesa sono stati affidati a donne. Penso proprio che non torno in Italia. Tutto sommato qui mi sono ritagliato un posticino tranquillo pure io. Angelo sorride pensando al suo futuro in Albania, ci accoglie nella sua villetta di Durazzo, ci offre un caffè rigorosamente italiano e poi racconta. Il trasferimento pochi mesi fa, dopo la pensione. Non mi piaceva più quello che vedevo in Italia e allora ho deciso di andar via. Un pensionato qui riesce a vivere tranquillamente. Teniamo presente appunto che la pensione media qui in Albania per un albanese è di 100 euro, quindi una piccola casetta, 100 euro di fitto e poi con 500-600 euro si vive tranquillamente. Ma alla base della sua scelta non ci sono solo ragioni economiche. Il suo legame con l'Albania inizia nel 91 su una banchina del porto di Brindisi.
un mercantile ormeggiato, donne e uomini in fuga dal proprio passato, immagini che non lo lasciano indifferente. Con un'associazione del suo paese, Villa Castelli, organizza l'accoglienza per una cinquantina di persone, poi i viaggi per portare alle famiglie in Albania le rimesse e i messaggi dei parenti. Mi sono inventata un po' una cosa strana, una videocamera con una piccola televisione, facevo parlare gli albanesi in Albania e li portavo questa testimonianza televisiva mettendo i jack lì dietro in Italia. Allora bisognava fare la stessa cosa dall'Italia, portarli qui in Albania, vedere i pianti, le cose, però era un modo per tenerli in comunicazione. Ora l'Albania è profondamente cambiata, pur con mille contraddizioni, un paese in crescita che offre tante opportunità. Incontriamo sempre più italiani, ci dice la titolare di un'agenzia immobiliare, che qui possono comprare o prendere in affitto un appartamento a prezzi contenuti. Stiamo lavorando molto con gli italiani che arrivano qui per le bellezze del posto e le opportunità lavorative. I prezzi degli affitti sono molto bassi, una media di 150-200 euro al mese. A pochi passi dall'agenzia incontriamo Beppe, viene da Bari, si definisce un artista poliedrico, innamorato della città di Durazzo. L'ultimo lavoro a bordo di un traghetto gli ha cambiato la vita. Sono salito per stare 3-4 giorni in questa nave come collaboratore di un'azienda barese che arreda appunto traghetti e navi importanti. E poi pian piano i giorni sono aumentati. 50 giorni a bordo del traghetto, poi ha deciso di scendere. Sì, rischiavo di diventare matto. Ogni tanto scendevo dalla nave per mangiare qualcosa di diverso dalla cucina del posto e mi sono innamorato immediatamente della città di Durazzo, della gente, del popolo albanese. Quindi la decisione di stabilirsi a Durazzo, anche se resta forte il legame con l'Italia. La mia aspirazione è far su e giù perché amo anche la mia città Bari, però negli ultimi tempi era diventato difficile proprio poter sopravvivere. Perché gli affitti, le bollette, quelle sono regolari, arrivano puntualmente e però poi i pagamenti nei vari lavori che ho fatto era sempre difficile. No? Se guarda al futuro cosa vede? Vedo meno nero, qui inizio a intravedere un'alba nuova. Milo Đukanović, il premier montenegrino che molti definiscono anche lo zar del paese adriatico perché insella al potere dai tempi in cui era un fidato uomo del serbo Milošević, ce l'ha fatta un'altra volta. Dopo aver perso l'appoggio dello storico alleato, lo SDP, ha posto la fiducia sul suo governo, ottenendo, nonostante i fischi della piazza, i 2 voti sufficienti per un rimpasto, elargendo quindi ministeri e sottosegretariati ai nuovi alleati passati dalle file dell'opposizione al governo. L'ex alleato ha accusato il premier Đukanović di essersi assicurato la maggioranza in Parlamento grazie alla corruzione politica. Tesi sostenuta ormai da anni da Viesti, uno dei rari giornali indipendenti in Montenegro. Viesti, nonostante pesanti intimidazioni, addirittura con un attentato esplosivo, non si stanca infatti di pubblicare notizie di scambi di lauti favori tra funzionari e politici. Per esempio il caso di un dirigente dell'agenzia di lavoro registrato mentre assicurava che i posti di lavoro vanno prima ai nostri, oppure la svendita di 600 ettari demaniali edificabili per 400.000 euro. Slobode medija i slobode govora. Molte organizzazioni internazionali giudicano la libertà di stampa in Montenegro molto limitata per le calunnie e i ricatti che subiscono i giornalisti scomodi. L'Unione Europea sta facendo pressione affinché questa situazione migliori, ma per gli scarsi progressi che si stanno facendo non escludo affatto che il Montenegro possa diventare membro dell'Unione Europea senza avere i media effettivamente liberi. I media indipendenti e alcune ONG come Mans, fortemente osteggiati dal potere da anni, denunciano casi di corruzione nelle sfere più alte dello Stato. E qualcosa sta cambiando perché da luglio, su forte sollecitazione dell'Unione Europea, anche il Montenegro ha il suo super procuratore anticorruzione, che ha già arrestato il sindaco di Budva, comune chiave nello sviluppo immobiliare e turistico, e addirittura uno degli storici collaboratori di Đukanović, Svetozar Marović, è finito in galera. Ingiustamente, secondo i suoi legali. Znači vidjet ćemo šta će se dešavati u budućnosti što se tiče
rad specijalnog tužilaštva. Vedremo nei prossimi mesi quale direzione prenderanno le inchieste di questa superprocura. O rimarranno circoscritte solo agli ex collaboratori di Đukanović, perché queste figure non gli sono più utili, oppure si arriverà effettivamente fino al premier, come è accaduto in Croazia con Sanader. Personalmente sono convinto che Đukanović e i suoi più stretti collaboratori siano profondamente coinvolti in casi di corruzione e abuso di potere, e questa superprocura non potrà dimostrare la sua indipendenza se non indagherà fino in cima al potere. Članovi njegove familije da su duboko. Ma la devastazione della costa con colate di cemento non entra nell'agenda politica o lo fa solo quando è legata a casi di corruzione? Pa ljudi su uglavnom oguglari na mnoge stvari. Le persone sono ormai assuefatte ai casi di corruzione e non hanno la forza di opporsi. Devono pensare a come sopravvivere da un giorno all'altro. La scuola, la sanità, l'ambiente sono argomenti che Đukanović riesce a mettere sempre in secondo piano, perché mette al centro della discussione politica i massimi sistemi che spaccano l'opinione politica. Prima l'autonomia del Montenegro dalla Serbia, ora l'adesione alla NATO, poi il riconoscimento del Kosovo. Quindi si va sempre al voto senza discutere di temi concreti. Ai piedi di queste montagne, nel cuore del Friuli Venezia Giulia, regione di confine tra quelle che sono oggi l'Austria e la Slovenia, regione che 100 anni fa fu uno dei principali teatri della Grande Guerra, ha sede l'Archivio Cinema della Cineteca del Friuli, uno dei più ricchi e importanti d'Italia. Qui, all'interno di 3 celle frigorifere con 5 gradi di temperatura e il 30% di umidità, sono conservate oltre 16.000 pellicole, che spaziano tra i generi più vari: il cinema muto, quello comico, il cinema italiano delle origini, quello americano della Warner Brothers, i B-movie, ma soprattutto qui è custodito un enorme patrimonio filmico che racconta il primo conflitto mondiale, una guerra dove al fronte si andava anche con la cinepresa. Gli operatori italiani erano particolarmente bravi, insomma, ma non solo, anche quelli austriaci. Cioè, tutto lo sforzo bellico era documentato. Noi abbiamo avuto dei grandi, proprio dei cineoperatori che erano specializzati in queste cose. Uno di questi si chiama Luca Comerio. Che hanno usato la macchina da presa sul fronte in modo splendido, si fa per dire, documentando la tragedia della guerra nel momento in cui si svolgeva. A raccontare la guerra però non c'è stato solo il documentario o il cinema di propaganda, ma anche il film di finzione. Così il Friuli Venezia Giulia, teatro di molte battaglie, a partire dagli anni 50 si trasforma in un set cinematografico. Qui è stato girato un colossal come Addio alle armi. Catherine, prendi lo sterzo. Si è partiti con questo colossal americano, che è stata una grossa veramente impresa cinematografica e anche una grossa carta di presentazione per queste location friulane. Tanto è vero che già 2 anni dopo un'altra grossa produzione italiana, questa volta, è venuta proprio qui. Si tratta del film La Grande Guerra di Mario Monicelli. Quante lettere ricevi te? Gagliardo. Chi l'ha che ti scrive? Sono le madrine di guerra. Io scrivo una lettera, poi faccio copia conforme. Oh, vedi, ecco qua, c'ha la sorpresina pure a questa. Ti legge la lettera tu. È un film con uno sfondo sempre da commedia, un po' commedia italiana, mentre l'altro uno sfolgorante technicolor, se vogliamo, quindi una guerra più spettacolare, una guerra cinematografica. Nel film di Monicelli, anche grazie a un bianco e nero e a una buona fotografia, ecco, è forse più legato all'immagine della grande guerra che abbiamo. E se il compito di una cineteca non è solo quello di conservare, ma anche diffondere e far conoscere i propri materiali, in occasione del centenario del primo conflitto mondiale, la Cineteca del Friuli ha fatto parte di un progetto europeo che ha permesso di rendere disponibili gratuitamente e a tutti le pellicole su cui è impressa una delle pagine più buie della storia dello scorso secolo.
Tutti i materiali sulla Grande Guerra sono stati digitalizzati e sono ora fruibili sia su un portale europeo che riunisce tutti i film sulla Grande Guerra conservati presso tutti gli archivi europei che hanno aderito a questo progetto che si chiama European Film Gateway, sia sul canale YouTube della Cineteca, dove c'è proprio una sezione dedicata alla Grande Guerra.